di essere accidenti, guarda, ne ho un pink, non vedo l'ora di venire da domani. Sì, una capo. Eccolo! È già la finta? La sapeva, si è messo in prima fila, lo sapeva. Si chiama Anton, sempre Anton di prima, era lui, che cambia nome per evitare. Ok. Allora, guardi con me, c'è qualcosa dietro, faccia pure un giro attorno a questa gabbia, vede se c'è qualcosa di strano. Tutto regolare, è una cabina, ok? Allora vieni da quella parte, tiri giù la tenda, tiri giù, ok? Sì, benissimo, ecco qua. Adesso la faccio mettere, anzi stia pure qui, perché chiamiamo l'assistente, perché questa è una cabina all'interno della quale entrerà una medium e chiamerà l'unico fantasma che abbiamo in questo teatro, ok? Allora, Tamayo, sei già qui, sei occupato. Benissimo. Allora, un pezzo di corda per lei, uno per me, controlli che corda normale, anche se lei ha già cattive esperienze con la corda. Ok. Allora, dobbiamo legare i polsi. Come vuole, stringa bene, tanto Tamayo non si preoccupa. È qui apposta. Perfetto, stringa bene, non ci preoccupiamo per niente. Ok, fatto? Ok. Può pure lasciare l'estremità. Adesso stretto bene, è stato molto gentile. È stato gentile, ha stretto bene. Ok, allora ti chiedo di incrociare dietro ecco, le mani così come una legatura da camicia di forza, diciamo. Ecco qua, puoi venire da questa parte così vedi se è vero che quello che faccio è un nodo o faccio finta di. È un nodo questo, sì? Facciamo. Ok, ci siamo. Ok? Porto avanti il tutto, giri, benissimo, qui faccio un fiocco invece di farlo. Così sono sicuro che rimane bene in vista e quindi sappiamo se lei si scioglie oppure no, d'accordo? Benissimo. Ci avrebbe di sedere su quella sedia di dietro? Dovremmo legarle le caviglie. Qui abbiamo un altro pezzettino, ok, uno per te e uno per me. Io vado da questa parte che è più complicata, dall'altra e gli leghiamo le caviglie in modo che non possa staccarsi dalla sedia. Ecco. Fatto? Ci siamo? Benissimo. Bene. Adesso proviamo a chiamare lo spirito. Si dice che lo spirito ha bisogno di qualcosa per segnalare la sua presenza. E tutte le volte che si sente suonare questa, arriva qui sul palco. Vediamo se è vero. Si può accomodare lì così vede tutto quello che succede. Avanti. Torna. Ok. Spirito, se ci sei, dacci un segno. Regolare, venga a controllare se è ancora legata, può entrare dentro per sicurezza, i nodi sono al loro posto. C'è venuto tutto a posto? Sì, grazie. Allora, anzi guardi, voglio dare un'opportunità in più. Facciamo così, guarda, si alzi con i piedi, le metto una sedia qui dentro. Ok? Però siccome ho paura che lei si spaventi dei fantasmi, non vorrei mai, la metterò. Così se vede il fantasma non. Ok? Attenzione, poi si deve fidare di me, la parte difficile viene dopo. Sì. Sempre. Cosa voleva dire con questa? Per un avvertimento, la prossima volta che per scherzo del genere. Ok. Ci siamo, ci vede? Quanti sono questi? Ha già visto? Quanti sono questi? No, perfetto, avevo una mano sopra. Adesso l'accompagno, mando il passo, allora, se si siede tranquillamente c'è una sedia dietro di lei. Ok, ho bisogno che mi venga controllata da Maio, quindi una mano la appoggerà qui sulla testa così è sicuro che non succede niente. Ok? L'altra mano, meglio col piatto, sul ginocchio, ok? Ci siamo? È tranquillo e a posto?
metto un po' di materiale qua, così vediamo se lo spirito ha voglia di darci un segnale. Ricordatevi che tutte le volte che il campanello suona, lo spirito arriva. Pronti? Spirito, se ci sei, dacci un segno! Si alzi pure. Allora, il tutto tranquillo, si è spaventato molto? Ops. Avevo un paio di trecce, niente di grave. No, almeno non si è spettinato. Allora, si può riaccomodare da quest'altra parte, prego. Sì, questa volta lo fa. Stia pure lì così forse da questa colazione vede meglio quello che succede. Levo anche la sedia così siamo ancora più tranquilli. Mi levo la giacca e proviamo un'altra cosa difficilissima. Spirito, se ci sei, dacci un segno. Guarda se è però arrivata. Qui sono nuovi, vediamo qua sotto. Sì, regolare. Ok, prego. Riproviamo. Spirito, se ci sei, dacci un altro segno. Grazie. Benissimo. Allora, adesso è la parte difficile. Damaio, svegliati. Sveglia. Sei, ok. Dobbiamo tagliare. Abbiamo una forbice qui. Magari quelle che si rompono. Ok. Vengo da qua. Ok. Qua. Su. Vai. Ok, tagliamo qua, gira così vedo che è ancora tutto regolare. Perfetto. Vuoi far vedere se i nodi sono gli stessi di prima? Sì, e allora facciamo un applauso al nostro assistente a Tamayo e soprattutto allo spirito di questo